Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Qui che sui cubi siciliani è una poesia, sono dei versi dedicati a Nino Canino. L'Angelica appartiene appunto alla famiglia Canino, questa storica ed antica famiglia di Pupari, e fanno parte di un lavoro che sto portando avanti, che è quello di trascrivere in chiave satirica, in chiave ironica, alcune scene dell'opera dei Pupi. Questa è una sorta di introduzione, diciamo, che parla proprio del lavoro del Puparo. Don Nino Puparo si intitola. Appena Don Nino furbiava a tavolazzo, d'interna si isava granecchia e rivulazzo. Era un segnale di tutti più aspettato che la grande battaglia aveva cominciato. D'un lato i cristiani di contro i saracini, che forti si lidavano e con santa ragione. Gridavano Puparo, che fuggava carcagliati e volavano le teste, le mani e come spade. La gente in tali banchi, assettata scitta, si pigliava forte, virendo una mennita. Satanno le stampere, mi sbatti nelle mani, a Orlando Currinaldo, più forte d'un vulcano. Don Nino Canino era un re delle Pupari e faceva sto misteri, mettendoci il cuore. L'opera di Pupi era la sua arte e con tutta la vita ne recitò la parte. Dico, n'arrestarono, li Pupi sono più belli, cadettero allegria a grandi e piccolini, si impone l'Italia, li può sentire parlare e a sputare un sonido più gran gatto, salutare! Grazie. Grazie.